Prima di approdare alla sua stagione metafisica, De Chirico vive una intensa fase squisitamente beckliniana. Questo capolavoro, questa battaglia di Centauri, deriva esplicitamente da dipinti di Böcklin e peraltro De Chirico frequentò a Monaco l'accademia e l'ambiente che aveva scelto Böcklin come suo punto di riferimento, come suo ispiratore. Dentro al dipinto si sono riconosciuti 3 o 4 citazioni esplicite di dipinti di Böcklin e comunque l'atmosfera, questo straordinario cielo blu intenso con queste striature bianche, queste nuvole, la concitazione della scena, la violenza espressa da questi mostri mezzi uomini, mezzo cavallo, rendono perfettamente una completa adesione dell'artista rispetto alla drammaticità di ciò che sta rappresentando.